Allora, questo è penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, e qui ho davanti a me la seconda penaltina, ovvero Ivana D'Amico. Anche noi abbiamo una D'Amico che parla di calcio, però è una D'Amico un po' meno conosciuta, ma sicuramente con tanta energia ci parlerà di calcio dilettantistico. Ciao Ivana. Spero, buonasera a tutti. Emozionata? Abbastanza. Benissimo, allora siamo... Quanto basta. Quanto basta, perfetto. Mi sposto vicino a Mario perché dobbiamo parlare di Coppa Italia. Siamo un po' in ritardo, quindi andremo anche di fretta perché abbiamo tantissime cose, dobbiamo anche raccontare i famosi 4 gironi di promozione perché insomma sono importanti, perché nel girone B Rocca di Capriglione matematicamente adesso ha vinto, in eccellenza. È arrivato primo, sì. Allora parliamo di Coppa Italia e Mario è stato a Belpasso a vedersi l'incontro tra Atletico Catania e la squadra del Libertas 2010. Esatto. È finito 1-0, però poi la Libertas ha vinto ai calci di rigore. Guardiamo il servizio. Sta arrivando? Strade portano in eccellenza, ma alcune sì. Naturalmente c'è il campionato di promozione che fa da tramite, che assegna i posti a sedere all'interno del teatro regionale più importante che ci sia. Rimasto incolonnato al botteghino, l'Atletico Catania non è affatto sicuro di imboccare la via tradizionale e allora punta molto, se non tutto, sulla Coppa. Quando Ardizione prende la rincorsa per battere il rigore decisivo nella sfida con la Libertas, ne è al corrente e gli appassionatissimi tifosi dell'Atletico non si sono tirati indietro neanche questa volta nel ricordare ai calciatori che giocare i quarti di finale di questa manifestazione è un conto, giocarli con quella maglia addosso è un altro. Un altro è anche il tasso tecnico degli etnei, a dirla tutta, almeno per quanto si è visto a Belpasso. Nel tentativo di rimontare l'1-0 dell'andata, i padroni di casa hanno spinto tantissimo. Hanno disputato un'ottima partita nell'ambito della preparazione di ciascuna sortita offensiva, mentre pessima è stata l'esecuzione di tali premesse. Ventura e Divenuto hanno sbagliato tutto sotto porta, tutto, fino a quando quella meraviglia di Concialdi non ha scavato il pallonetto della vittoria, ma lì è stato Argento a mantenere in vita i suoi attraverso un salvataggio straordinario. Perché dei 15-20 tiri marcati Atletico soltanto quello di Tummiolo è entrato. Ed eccoci, al rigore di Ardizzone, quello che doveva entrare per forza, dopo che persino il portiere Farò si era preso la responsabilità di tirare. Il penalty è andato fuori e così l'Atletico dalla Coppa. Il turno successivo è della Libertas, dello Sporting Taormina, della Borgata Terrenove e del Cus Palermo. Insomma, perdere la possibilità di andarsi a giocare una potenziale semifinale ai rigori fa sempre male, no? Esattamente, l'Atletico ce l'ha messa tutta in campo, ci sono stati degli errori tecnici importanti sotto porta, l'Atletico perde di fatto l'opportunità all'ultimo treno per l'eccellenza. Allora, guardiamolo a questo punto con una schermata e il gingolino musicale, le 4 semifinaliste di questa Coppa Italia 2014-2015 del campionato di promozione. You love and shove it up your big fat ass. You know you're the reason we're through. I've died all the yelling and the fights that we had. They won't be because of you. Hey, you moan and you groan and you bitch and you whine. You make every beef we got last. Well, I'm telling you, baby, I'm through with you. Take your love, shove it up your big fat ass. Allora c'è lo Sporting Taormina, Marco, velocissimo perché poi parleremo di questo Taormina che ha vinto alla grande il campionato. Volete vincere anche la Coppa Italia? Sì o no? Sì. Ci proviamo, siamo arrivati fino in semifinale, a questo punto ci proviamo. Naturalmente sappiamo che probabilmente gli stimoli potrebbero essere naturalmente un po' meno rispetto al fatto che abbiamo già vinto il campionato, però ci provate. Arrivare in semifinale a questo punto non ci costa nulla provarci, no? Giusto, giusto, giusto. Allora, campionato di promozione, abbiamo qui il debutto della nostra
Ivana, con i risultati del girone A del campionato di promozione. Vai. Allora, Città di Carini, Accademia Licata 1-0, Borgata Terrenove, Sciacca 1-0, Casteltermini, Castellammare 3-0, Ligni Trapani, Favignana 3-2, Audace Partinico, Libertas 2010 2-0, Aragona, Raffadali 3-2, Delfini Vergine Maria, Salemi 3-2 e Folgore Selinunte, Sicuriano 6-2. Benissimo, allora Mario, Raffadali già promosso, Sì. Che dici? 3 parole per voi, 3 parole precise. istinto di sopravvivenza. Le ultime 4 delle ultime 6 vincono oggi, perciò la situazione nei play-out, nella zona play-out si movimenta e non poco. Il Casteltermini con la vittoria contro il Salemi, che invece oggi sarebbe retrocesso direttamente senza passare dai play-out, è felicissimo perché il presidente San Vito l'ha detto, abbiamo speso poco ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Le nostre idee erano buone, quindi complimenti al Casteltermini. Che cosa è successo invece nella parte alta della classifica? La Libertas ha perso, in Coppa è passata ma in campionato ha perso, vediamo la e quindi schermata in questo momento possiamo vedere la classifica. In questo momento la Libertas non parteciperebbe ai playoff e con lei nessun'altra, perché 10 sono i punti di distacco dalla Folgore Selinunte, che invece ha vinto, quindi in questo momento Folgore direttamente alla fase successiva. Va bene, ok, la schermata non l'abbiamo vista, però Mario è stato abbastanza chiaro. Sì. Passiamo adesso al girone B, perché anche in questa occasione abbiamo dei risultati che hanno permesso al Rocca di Caprileone di vincere questo girone. 13ª giornata di ritorno, a te risultati, Ivana. Castelbuono Ciapazzi 3-0, Cus Palermo, Città di Campofelice di Roccella 1-0, L'Iniziativa Sinagra 2-1, Merì Montemaggiore 3-1, Real Calcio Città di Mistretta 2-0, Rocca di Caprileone Città di Sant'Agata di Militello 2-1, Marmerita Sant'Angiolese 2-1, Cefalù Stefanese 2-1. Benissimo, Rocca di Caprileone che ha vinto finalmente il campionato, ritorna nel campionato di eccellenza, Esatto. da dove era retrocesso lo scorso anno. Ce l'hanno fatta, nelle ultime 2 trasferte avevano perso, forse avevano un po' alzato le mani dal manubrio, come si dice in questi casi. Oggi hanno vinto contro il Sant'Agata di Militello, e a questo proposito, visto che oggi vi ho dato tante brutte notizie, ve ne do una lieta. Oh, bene, grazie Mario. Grazie Mario. In settimana la Lega ha autorizzato un certo Cirino Galati, classe 99, a disputare queste ultime partite del campionato, un ragazzo di 15 anni che quindi avrà l'opportunità di entrare a far parte del calcio dei dilettanti. Zappalà ha visto queste belle cose, sentito queste belle cose, danno delle belle soddisfazioni, no? Un ragazzo del 99 che, seppur nella giornata di festa, debutterà nel campionato di promozione. Col Militello però, col Sant'Agata di Militello. Sant'Agata di Militello. Che ne pensa? Velocissimo. Sono delle cose che ti avvicinano sempre di più a questo meraviglioso sport. È vero, è Ce vero. ne vorrebbero tanti. È vero, è vero. E passiamo adesso al girone C del campionato di promozione. Lì in questo caso dobbiamo parlare alla grande di questo Sporting Taormina. Diamo i risultati e poi abbiamo una bella sorpresa per Coppa e tutti gli amici di Taormina che ci seguono. I risultati. Aci Sant'Antonio, Real Aci 3-0, San Gregorio, Aci San Filippo 3-0, Promende, Città di Randazzo 1-0, Città di San Filippo del Mela, Randazzo 4-2, Troina, Spada Forese 1-0, Atletico Pedara, Sporting Taormina 1-1, Torregrotta, Pissunina 2-0, Trecastagni Ionica 3-2. Allora Mario, non diciamo niente, facciamo vedere questa videoclip che abbiamo preparato per Coppa, per l'allenatore della squadra che ha vinto appunto questo girone C del campionato di promozione, e poi dopo lo commentiamo con lui, e so che devi fare delle domande anche un po' piccanti, perché un po' di polemica ci sta anche nella vittoria. Sto scherzando, ci mancherebbe. Guardiamo questa bella videoclip per lo Sporting Taormina, primo classificato nel girone C del campionato di promozione.
aspettavamo da tanto, tanti sacrifici, dopo un anno veramente di battaglie, adesso finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che speravamo. In questo momento ci godiamo questo grande successo che penso che sia meritato, anche perché, come dicevo Remore, dall'anno passato dove abbiamo perso quello che abbiamo perso, ce lo godiamo fino all'ultimo, in attesa che ora andremo a giocarci le semifinali della Coppa e cercheremo di andare avanti anche in quella competizione per quanto ci riguarda. Taking the ball of Cristiano Ronaldo. Il calcio è un sogno vero, mai slogan azzeccato anche per lo Sporting Taormina. Emozionato Marco? Un po' di emozione rivedendo questo momento magico della scorsa settimana? Sì, assolutamente, mi avete fatto rivivere quella giornata che credo che non dimenticherò mai, no? È vero. Quindi emozionato, sì. Allora, a questo punto la domanda di Mario, sì, non Mister essere Coppa. cattivo, perché no, poi alla fine... no, insomma, assolutamente no, però Mister Coppa io oggi la riporto a scuola, si ricorda, le assegno un tema di storia, il testo è questo: Sporting Taormina 2014-2015, campione di promozione girone C. Perché? Argomenti, mister. Perché? Perché io, come ho già detto altre volte, credo che vincere un campionato, a prescindere dalla categoria, credo che sia una delle cose più difficili in assoluto. Questo può accadere soltanto se ci sono tante componenti, tanti fattori che vanno un po' a coincidere tra di loro, no? In primis un'organizzazione da un punto di vista societario importante, e poi naturalmente la capacità, la bravura dei ragazzi, la voglia, l'applicazione, il sacrificio, il sudore, il lavoro di un anno. E poi ed è bello. Probabilmente anche un po' l'apporto del mister, ma credo che siano tre componenti che necessitano assolutamente la società, i giocatori e l'allenatore. Tra l'altro mister, sottolineiamo anche una cosa importante: il Taormina dall'eccellenza sta retrocedendo in promozione, voi li sostituite e probabilmente anche con la voglia di fare un po' meglio, no? Indubbiamente, almeno questo è l'obiettivo. Sì, è andata via la voce, Vabbè, il tempo di ripristinare il collegamento con Catania. Nel frattempo però ricordiamo... Sì, completiamo il discorso sul girone appunto, C, Ettore, perché il Troina, oggi ho chiamato al direttore sportivo Testa, si sentiva un po' di festa di sottofondo, sì, perché ha vinto lo scontro diretto con la Spadafforese 1-0, gol dello Juniores Meta albanese. Attenzione perché questa squadra ha una partnership abbastanza importante col Frosinone, quindi ci sono giocatori che potrebbero anche un giorno esordire da quelle parti. Per quanto riguarda invece un'altra nota importante,
nonostante il Trecastagni non molla, Ettore, perché Bene, nonostante bene. tutto, Suriano, D'Arrigo, Riolo, tutti quelli che si sono insomma La vecchia guardia. si sono sobbarcati la squadra nelle ultime giornate, hanno vinto contro lo Ionica fuori casa o contro la Ionica, e perciò il Trecastagni farà comunque i playoff. Benissimo, allora a questo punto e poi ritorniamo di nuovo con Catania sperando di avere sistemato anche il collegamento in audio, parliamo del girone D con i risultati di questa giornata. Vai Ivana. Atletico Gela, città di Catania 2-1. Sporting Battiati Belvedere 1-0. Ragusa Comiso 3-2. Sicula Leonzio Pachino 2-0. Santa Croce Atletico Catania 2-1. Palazzolo Sporting Priolo 2-1. Allora, una classifica insomma quasi già scontata per questa domenica in un certo senso, Mario, no? Sì, hanno vinto tutte quante le prime squadre in classifica, dalla Sicula Leonzio al Palazzolo. Attenzione al clima, un po' di contestazione a Catania, Atletico Catania Santa Croce 1-2, e insomma non saranno contenti i tifosi perché quelli dell'Atletico hanno perso anche questa, nonostante a me hanno fatto una buona impressione in Coppa, ma comunque Sì? questo è un Questa altro è la classifica, discorso. Mario. Sì, questa è la classifica, quindi noi vediamo la Sicula Leonzio con il vantaggio di un punto sull'Atletico Gela. La prossima settimana c'è il derby con il Gela, tra Atletico e Gela, che determinerà probabilmente Certo. gli esiti di questo campionato. Per quanto riguarda la lotta playoff, importante Palazzolo Ragusa la prossima settimana. In questo momento però il Palazzolo è a meno 11 dall'Atletico Gela, quindi dovrà eventualmente speculare su un passo falso dell'Atletico. Parti basse della classifica, Sì. importantissimo successo dello Sporting Battiati. Abbiamo il servizio. Andiamo a vedere. Lo guardiamo così poi facciamo il sunto e poi voglio sentire giustamente Zappalà sul Gela perché insomma lui è di casa. Guardiamo il servizio realizzato da Giuseppe Signorino con la realizzazione per la realizzazione tecnica, mentre il servizio è stato curato appunto da Mario Cardone. Il servizio riguarda la partita tra Sporting Battiati e Belvedere. Che bello quando ci danno per spacciati e invece ce la facciamo. Perdonate la riflessione a voce alta, ma il cammino salvezza dello Sporting Battiati invocava considerazioni di questo tipo. Anche lei, mister Di Gregorio, è d'accordo su non lo neghi? E infatti il coach non lo nasconde, lascia sul posto ogni istinto diplomatico, anche perché ormai manca poco, sia per i suoi che per lo Sporting Priolo. Il torneo finisce con una giornata d'anticipo. 2 mesi fa non ci avrebbe scommesso nessuno, eppure la zampata vincente di Luca, fantasista interessantissimo, legittima le speranze del Battiati, che vuole salvarsi senza passare per i play-out. Può riuscirci, soprattutto dopo aver battuto il Belvedere nello scontro diretto che scorre sotto i vostri occhi, attraverso una prestazione non brillante, tuttavia esatta. Le due compagini hanno meritato di portare a casa un tempo ciascuno, tanto che sarebbe stato più giusto il pareggio. È il caso di dirlo, alla fine ha vinto chi ci ha creduto di più, la squadra in cui militava, il giocatore migliore. Ci può stare, più che mai al termine di una rincorsa che vedeva tutti puntare €1 sugli avversari e i protagonisti della nostra storia a ridere sotto i baffi. Per loro sarebbe bello riuscirci, ma non è ancora successo nulla. Tra 90 minuti, però, sapremo. Abbiamo iniziato male, poi nel secondo tempo con qualche cambio, con qualche raccomandazione in più ce l'abbiamo fatta. Ecco, in altri momenti queste partite non si vincevano, invece forse è cambiata qualcosa e speriamo di arrivare in tempo. Diciamo che il lavoro fatto nei primi 45 minuti, dove i ragazzi abbiamo chiesto un lavoro atletico molto importante, un pochettino è venuto a mancare, non direi tutto il secondo tempo, ma un buon mezzo tempo del secondo. Il risultato purtroppo ci danneggia. Vittoria importantissima dello Sporting, eh? Importantissima, È vero? perché se lo Sporting settimana prossima va a vincere sul campo del Macchitella Gela, che comunque è già salvo, cosa succede? E dall'altra parte a Santa Croce, con Santa Croce Sporting Priolo finisce in favore dei primi che vi ho detto, allora a questo punto i ragazzi di Gregorio evitano i play-out, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. È vero. Allora, Zappalà, dobbiamo parlare della squadra del Gela, ma di quale squadra dobbiamo parlare? Macchitella Gela, Atletico Gela o Gela? Perché c'è una gran confusione e io credo che Gela meriti solo una squadra, non voglio deprezzare il lavoro straordinario delle altre dirigenze, però una squadra è sufficiente per Gela, 3 nella stessa categoria mi sembrano un po' esagerati. E poi voglio parlare anche con Marco per chiudere il discorso della promozione dello Sporting. Allora, lei che ne pensa?
Tortorici, io sono non d'accordo, d'accordissimo. Bene. Purtroppo ci sono stati degli eventi quando Tuccio era al comando della squadra in C1, allora oggi Lega Pro, e sia il sindaco sia la giunta non gli ha permesso di realizzare quel gioiello che lui voleva realizzare, che era il campo di calcio e con annessi tutti gli strumenti che oggi si usano, supermercati, albergo e così via. E io gliel'ho detto più di una volta, Angelo, mi riferisco a Tuccio perché io sono stato sia con la dirigenza dell'Atletico Gela nel 2002-2003 e poi nel 2006 invece con Angelo Tuccio. E gliel'ho detto, è inutile che state lì 3 squadre in promozione, Gela ha bisogno di una squadra che ritorni nei professionisti come del resto la città merita. È vero, è vero. Quindi a questo punto tifiamo Gela, ma non sappiamo su quale squadra dobbiamo fare riferimento in questa parte finale del campionato, perché no, si rischia addirittura che nei playoff si possono scontrare appunto Atletico Gela e Gela poi alla fine, no? Io una sola cosa volevo aggiungere, Sì. Tortorici, che io sono stato anche un anno a Modica, quando il primo anno che c'era Urnia, Antonia Urnia. Purtroppo queste sono persone per bene e cosa succede? Che poi si cominciano a diventare, dopo i primi anni di praticato presidenziale, dei tecnici. E allora non hanno bisogno più di chi li può consigliare bene. Sbagliando. E si avvalgono da persone che gli fanno spendere un sacco di quattrini e poi il calcio in queste città muore. È vero. Marco, hanno sistemato il tuo microfono, voglio sentire il tuo parere finale dunque su questa tua bella stagione, il video ti ha emozionato, credo che comunque avete lavorato all'interno di un team straordinario, sia tu che i tuoi collaboratori, no? La società non ti ha fatto mancare proprio nulla e poi avete un campo che è un piccolo gioiellino, no? Sì, abbiamo una struttura veramente bella e poi oggi la differenza veramente credo che la facciano le società. Io ho avuto la fortuna di arrivare a Taormina quest'anno e trovare una grande organizzazione appunto da un punto di vista societario che poi ci ha permesso anche di ottenere questo bel risultato. L'ho detto già prima, credo che sia la componente determinante per sperare e pensare di poter raggiungere determinati obiettivi. Oggi sono meteore come quella nostra situazione, una situazione come quella nostra purtroppo oggi sono veramente rare. Noi siamo una società fino ad oggi sana, sanissima, anche con buoni propositi, con buone prospettive, almeno per quello che credo possa essere il bacino d'utenza di Taormina. Però quello che mi dispiace invece è pensare che piazze importanti, una grande storia alle spalle calcistiche oggi invece soffrono in una incertezza totale, quindi dico, questo è un argomento invece che bisognerebbe trattare e cercare di trovare una soluzione. Va bene Marco, allora comunque i complimenti sono sinceri, almeno perché il vostro è stato realizzato alla grande, il grande progetto dello Sporting di Taormina insomma è stato preparato non certamente ieri, ma l'altro ieri, nel senso che comunque dietro c'è almeno più di un anno di preparazione, giusto Mario? Cioè non è nata ieri la vostra promozione, già dallo scorso anno facevate capire come società che sicuramente il vostro obiettivo era quello di raggiungere l'eccellenza. Dico bene? Io l'anno scorso non ero allo Sporting Taormina, sì. Però avevano già fatto benissimo perché erano arrivati primi insieme ad un'altra squadra che adesso non ricordo qual è, credo la Castelbuonese, poi hanno perso lo spareggio, poi hanno perso anche i playoff, per cui era un ambiente a rischio, diciamo, in un certo senso, perché io sono arrivato lì ed erano ancora tutti scottati da quello che era accaduto l'anno prima. Il fatto di doversi ripetere non era assolutamente una cosa scontata, ci siamo riusciti quest'anno e anche in anticipo, quindi
una doppia soddisfazione per tutti. Complimenti Marco. Allora noi dobbiamo chiudere anche la parentesi della promozione, anche questa lunghissima. Oggi abbiamo fatto il valzer delle sedie, delle penaltine, telefonate, servizi, abbiamo fatto tutto. Abbiamo oggi, fatto tutto, possiamo anche non ci è chiudere. mancato nulla. Possiamo anche chiudere. Benissimo, allora con te chiaramente ci rivedremo la prossima settimana e adesso invece passo da questa parte perché c'ho la nostra splendida Ivana che deve lanciarci la pubblicità. È la prima e unica volta che lo fai perché poi tu sarai assente per qualche settimana e ritornerai con piacere indubbiamente qui a Pella. Mi lanci la pubblicità? Adesso è il momento della pubblicità, restate con noi a tra poco. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.